non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sapete che uno dei sottogeneri preferiti di questo spazio sono le disfatte del mainstream, no? Che come dire, ultimamente si stanno accumulando in serie. A proposito, esistono ancora gli Stati Uniti d'America, nonostante il canto funebre del mainstream medesimo sui dazi di Trump. Risultano ancora la prima economia globale in questo momento. Ma al di là delle battute, un sottogenere nel sottogenere sono le profezie sballate del mainstream, che regalano delle soddisfazioni clamorose, perché sono sempre basate su uno schema fisso: scambiare i propri desideri per analisi della realtà. E allora bisogna prendere atto che in questi giorni si celebra un'ennesima profezia sballata del mainstream, quella secondo cui la leadership della Lega era in crisi, secondo cui il partito era diviso, lacerato, c'era una leadership che andava incontro al proprio esaurimento, c'erano sicuramente movimenti per cambiare timone, timoniere, barca, mare, probabilmente tutto. Ebbene, cosa succede? Succede che sabato e domenica c'è il congresso della Lega. Candidati alla segreteria: 1. Matteo Salvini, il leader uscente. Ora vorremmo informare i appunto profeti mancati, diciamo, che per presentare una candidatura alternativa al congresso della Lega bastava raccogliere dalle 120 alle 200 firme distribuite su 4 regioni. Cioè non era difficilissimo per un politico che esperto, per una figura di quelle di primo piano che secondo i profeti sballati erano scontenti, avevano piani alternativi. Insomma, per qualcuno che dall'interno, dotato di un senso, volesse scalare il partito, non era difficilissimo raccogliere le firme e presentare una candidatura analoga. Ebbene, questo non è successo. E cosa vuol dire che non è successo? Vuol dire uno, che la leadership non era così fragile, questa è cronaca, e poi uno può avere il parere che vuole sulla leadership medesima, il nostro è noto, non ci siamo mai nascosti, ma il dato fattuale è che la profezia era sbagliata, e se la profezia era sbagliata vuol dire che l'agenda era giusta, no? Cioè che quell'agenda politica lì tiene insieme una comunità, che è una comunità plurale per definizione, direi, no? Perché un partito, un movimento politico che fa del pluralismo, dell'ottica federale uno dei suoi assi portanti, riconosce, proprio valorizza le differenze, non solo le nasconde ma le valorizza, all'interno però ovviamente di una sintesi comune che è ancora garantita da quella leadership e da quell'agenda. E da quell'agenda. E qual è a nostro giudizio l'evidente vittoria in questi giorni, confermata almeno dalla cronaca, ma a mio giudizio anche da alcune tendenze storiche di quella agenda e di quella leadership? E beh, che era per semplificare, un'agenda trumpiana anche in tempi non sospetti, anche quando era meno di moda, anche quando Donald Trump sembrava come dire, al suo crepuscolo, sembra un'era fa, ma l'agenda salviniana, per capirci, degli ultimi anni è sempre stata un'agenda trumpiana attorno a alcuni punti fermi. Per esempio, che il woke era una malattia culturale dell'Occidente, che puntava a snaturare l'Occidente stesso, che attaccava direttamente la nostra anima e che andava combattuto, e che non era una condanna culturale permanente. Infatti oggi è il woke che è fuori dalla storia, invece è quell'ottica trumpiana che è tornata al centro della storia. Più profondamente, che il globalismo aveva segnato il passo, che il globalismo aveva fallito, cioè quell'ideologia fallace per cui bastava esportare la libertà, diciamo, economica
per esportare tutte le libertà, diciamo, che in Occidente l'hanno sostenuta e anche generata, la libertà individuale, la libertà del lavoro, la libertà religiosa, e questo ovviamente non è avvenuto, e ovviamente questo ha generato, tra le altre cose, la concorrenza sleale della Cina, l'impoverimento di filiere industriali europee e nordamericane, e quindi la fallacia anche del mondo senza confini, senza barriere, senza distinzioni culturali, che può essere una bella canzoncina sanremese, ma che nei fatti è un'astrazione pericolosa. E quindi, per converso, il fatto che invece le identità storiche dei popoli, le tradizioni storiche dei popoli, anche le loro differenze, anche il pluralismo dei popoli europei rispetto alla ottica livellante dell'Eurosoviet fosse un valore. Infine, il fatto che difendere la sovranità nazionale da queste ideologie dirigiste e fallaci e rivendicare l'autonomia dei territori non fossero due cose in contraddizione. Cioè, quello che chiamano sovranismo e quello che chiamano autonomismo non sono in contraddizione, anzi poggiano sulla stessa logica, che è l'attaccamento alla realtà, l'attaccamento al popolo decisore, l'attaccamento alla democrazia reale contro le ideologie. Questa agenda evidentemente, a nostro giudizio, lo dimostra anche la cronaca, era vincente, quella leadership era salda, è salda. Sabato e domenica, approfitto per ricordarlo, Radio Libertà trasmetterà l'intero streaming del congresso della Lega, con i nostri giornalisti speaker che si alterneranno alla conduzione, con incursioni anche da Firenze, dove si svolge il congresso, e la morale è che lor signori e che i profeti del mainstream, sì, hanno ancora cannato. Grazie a tutti e buona serata. Tra un manifesto e lo specchio.